civiltà di un paese, di una società, riguarda anche la capacità di rimettere sul binario delle persone che si comportano in maniera sbagliata. Come ripeto, noi non dobbiamo produrre degli sconti, ma non dobbiamo neanche fare degli scarti. Niente sconti ma nemmeno scarti, questo lo slogan scelto dall'assessore Riccardi per l'inaugurazione dell'hub multiservizio di giustizia di comunità a Udine, con l'obiettivo di creare percorsi di inclusione di persone sottoposte a misura penale. È un processo di inclusione importante che deve tenere conto che nella vita si può sbagliare, ma quando si sbaglia bisogna anche cercare di recuperare queste persone facendo in modo che insomma, questo lavoro non produca esclusioni. Quindi la mia battuta ogni tanto è che uno di destra può anche fare delle cose per le quali qualcuno di sinistra pensa di avere l'esclusività. Il progetto prevede anche l'aspetto innovativo di costruire una rete di sostegno in favore delle vittime nel nome dello strumento che sta prendendo piede, la giustizia riparativa, insieme alla mediazione penale. Sicuramente una bella iniziativa di cui si sentiva anche il bisogno. Tra l'altro la giustizia riparativa è un istituto nuovo, sconosciuto al nostro ordinamento, per cui insomma siamo in una fase esplorativa ma nei confronti della quale c'è tanta aspettativa. Si mette in primo luogo l'interesse della vittima e non più o non solo quello dell'autore del reato, e in una forma nuova, decisamente nuova, di confronto e avvicinamento tra i due soggetti antagonisti. Il progetto, presentato all'Università di Udine, è sostenuto dalla Cassa delle Ammende del Ministero della Giustizia e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con partner capofila la Caritas di Udine. L'hub ha sede in alcuni locali dell'Ateneo, nella sede udinese di via Treppo 18, messi a disposizione proprio dalla Caritas. Sarà aperto almeno 3 giorni a settimana e avrà diverse attività e percorsi formativi per raggiungere gli obiettivi prefissati. Io credo che questo tipo di iniziativa possa entrare a pieno titolo anche in percorsi che possono essere di formazione magari non strettamente curricolare ma di vita nella formazione di quelli che sono poi alla fin fine dei cittadini. Quindi un'università che si spende non solo per creare competenze, dare sviluppo al territorio dal punto di vista culturale e economico ma anche sociale evidentemente.